Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Allora, Fio, oggi andiamo di unboxing, un unboxing un po' curioso, perché oggi andiamo ad unboxare la Collector's Edition di Farming Simulator 2025. Che lo voglio giocare bene, perché l'ho giocato, diciamo, sempre male. Un simulatore che ho sempre approcciato nella maniera sbagliata. E stavolta ho detto, mi sono trovato la Collector's, ho detto, non posso non prenderla. A un prezzo molto vantaggioso, con tanta robina simpatica. Guarda che belli. E te la godi, ragazzi. Boh, andiamo a spacchettare. Sapete che adesso arriveranno parecchi unboxing, di cui uno molto aggressivo. Però sapete che i miei unboxing sono sempre, come si dice, molto comendiani, cioè una cagata. Io unboxo così. Ognuno ha il suo modo di unboxare, ragazzi. Eccoci qua. Boh, preso. Qua adesso dobbiamo stare attenti che non... Sapete che ho l'angoscia di rompere. Aspetta un attimo, andiamo un po' più giù però adesso. One Mom, tutto in diretta ragazzi, tutto in diretta e in esclusiva. Ma solo sul Comenda Veneziano Channel, non mancate. Scusate, questa è presa da Pro Evolution. Eccola qua. Allora, cerchiamo di non rompere niente. Allora, cosa abbiamo all'interno? Farming Simulator, un portachiavi. Chiaramente non ha però nulla di queste cose qua, perché tanto non è che vado in giro con qualcosa di farming. Poi, questo utile anche non solo per l'oggetto di farm, ma questo è molto bello, molto bello. Mi servono se cavi USB, mi servono sempre. Questa è tanta roba. La chiavetta, questo non so se per cosa, cioè non ho ben capito cosa serve, ma dopo lo vediamo. Ok. Dopo vediamo. Questo cos'è? Farming Simulator 16-bit edition. Ma che figata è, ciao. Tanta roba, tanta roba, tanta roba. Poi, aspetta. Io purtroppo questa cosa che mi prendo queste robe qua, ma poi ho il terrore di rompere. Cioè, che proprio un deficiente sono, ragazzi. Cioè, una cosa ufficiale. One moment, please. Farming Simulator Modding Tutorials. Va bene. Poi abbiamo la mappa. Eccola qua, la mappa. Scusate, eccoci qua. Mettiamo qua. Ho perso già qualcosa. No, vabbè. Degli adesivi strafighi. Cazzo, ma quanti adesivi ci sono? No, vabbè, ecco, queste sono cose stupende che chiaramente non userò mai, ma gli adesivi così mi gasano. Bellissimi proprio. Poi abbiamo il codice, che questo, vabbè, un contenuto extra. Eccolo qua. Chiaramente il codice non lo faccio vedere, chiedo venia. Benissimo, qua un'altra mappa. Altra mappa anche qua. Eccola. Qua abbiamo il Games, eccolo. Quanto sono belli i giochi così. Perfetto. Visto che lo collegheremo a Steam. Beh, uso la parte di... cioè, uso il codice Steam, cioè, vabbè. Ok. Altri adesivi. E poi abbiamo il pezzo forte. Cioè questa che secondo me, non so cosa devi fare, ma... Cioè forse accendi il motore dei trattori? Non lo so, vabbè, ma ciao, è una roba incredibile. Bella, mi gasa, mi gasa, mi gasa. Bella, però devo dire che è carina, cioè ci sta, è molto, molto stilosa. Sapete che il Cume ama le cose stilose. Eccoci qua. Allora, lo mettiamo via qua. E adesso lo proviamo anche il robo, assolutamente lo proviamo. Perfetto. Allora, ricapitoliamo. Portachiavi. Chiavi, diciamo, non so come cazzo chiamarlo. Comunque, ecco, per poter
girare e accendere il motore. Cavo USB da attaccare qua. E ragazzi, cioè, per il prezzo speso la consiglio, per chi è appassionato di simulatori. Qua c'è il solito. Eccoci. Scusa, ecco, da storto. Eccoci. Cavetto USB, molto bene, e te lo godi. Adesivi, anche troppi, nel senso, cioè, ho più adesivi che altro. Ok, allora qua abbiamo questo. Vai. Questa è tutta la parte adesivi. Eccoci qua. Vediamo qua un attimo. Le 3 mappe, perché se non erro sono 3 le mappe di gioco. Ok. Questo non so cosa sia, forse per fare degli aggiornamenti ai trattori, sinceramente non lo so, chiedo venia. Questa è l'edizione 16 bit, deve essere una figata atrocissima. Guarda che roba. No, vabbè, cioè. Chicca. Questa la tengo così, neanche la apro, mi piace troppo così, cioè, so che ho dei problemi, ragazzi, ma cercate di capire. E questo chiaramente è il gioco che adesso andiamo a spacchettare, questo dobbiamo aprire, se no non giochiamo. Tanta roba, sono strafelice, ragazzi, non me l'aspettavo. Solo che sono in attesa di un'altra collector, raga, e quella sì che è arrogante, ancora di più. Ah, qua un altro portachiavi e i CD, ma posso andare anche col digitale. Tutorials. Allora, Farming Simulator 5 più McDonald's Pack. Sarà di Steam questo, ok, quindi il codice c'è. Ok, va bene, qua i 3 CD, sono 3 CD. Bellissimo, raga, molto molto bello, sono strafelice, raga. Adesso andiamo a installare il Games e vediamo sto robo qua, sto robo USB, che sono troppo curioso di capire effettivamente perché, cosa serve. Se serve per aprire i trattori, per aprire, che cacchio ne so, io sono veneziano, neanche la patente, quindi non ci capisco molto di ste robe. Ci becchiamo tra poco. Ragazzi, adesso vediamo qua questo sistema per accendere il motore, ma c'è un problema grosso, non sto trovando delle impostazioni grafiche corrette per farlo girare al meglio, gioco qualsiasi cosa al massimo, Flight Simulator, perfino l'ultimo COD che è uscito da poco, che per carità non sono quei giochi della grafica mostruosa, però lo gioco al massimo senza problemi. Questo mi dà problemi a qualsiasi dettaglio, vorrei che devo capire il perché sinceramente non ha senso, vedo che provo a metterlo anche al minimo e comunque ha dei problemi. Ho letto nei vari siti comunque il gioco non è ottimizzato al massimo, però insomma neanche capisco che giochi qua di solito non sempre qualche problema, ogni tanto c'è un lag di qua, lag di là, ma addirittura a livelli così mostruosi sinceramente non ha senso. Vabbè, adesso con calma metto a sistemare questo, intanto però facciamo vedere la cosa più importante, cioè come si accende sto cazzo detrattore. Allora, così si accende, così si spegne, c'è una figata, faccio vedere anche da più vicino. Allora, accensione, e si spegne. È una cosa carina, ci sta, dai, nel senso rende tutto, dopo magari tra un po' non lo userò neanche più, però intanto è una figata. Insomma, sono un po' sconcertato però per quanto riguarda il discorso frame rate, perché posso far vedere, qua sono con il volante. Aspetta, scusate ragazzi, ecco, intanto accendiamo un attimo, facciamo vedere. Ok, abbassiamo un attimo però. Aspetta. Già da qua, ragazzi, si percepisce con che un problema, e non sono al cannone, tutt'altro. Adesso con calma devo sistemare.
Aspetta che chiudiamo. Ecco. Molto bene. E così raga, è tutto bellissimo, una collector stupenda, ma da sistemare il discorso frame rate, perché così non va bene. Cioè, guardate, la grafica non è assolutamente a cannone, ma la situazione non è perfetta, proprio per niente. Cioè, se qualcuno ha gioco, se mi può spiegare come fare, perché sinceramente questa cosa non la capisco. Forse sto sbagliando qualcosa io, ma nei vari tutorial comunque vedo che tutti sistemano e non riescono, e le cose mi sta facendo girare abbastanza i maroni. Però comunque dai, questa la risolviamo. Intanto c'è da dire che il gioco è bellissimo, tante nuove modalità, comunque il sistema dell'economia, di queste cose qua è migliorata, tantissime sfaccettature, devi star là tanto per... cioè non è un gioco immediato questo. La collector è bellissima, sto robino è comunque una bella chicca. Adesso cerchiamo di capire il frame rate, perché mi piacerebbe portare comunque un paio di video. Raga, un saluto dal comandante veneziano, alla prossima. Con questo è un unboxing, ma ne devono arrivare altri due, di cui uno veramente devastante. Ciao!